Secondo giorno da Seefeld qui in Austria, siamo con Elena Barzan, neoacquisto dal Trevignano. Elena, come ti trovi nel gruppo? Come ti sei inserita? Allora, fino adesso è un bellissimo gruppo, affiatato, e spero che si continui così, lavorando assieme e acquistando sempre più, un gruppo sempre più affiatato. Che differenza trovi tra la squadra del Trevignano, se ce n'è un po' di differenza, e qui a Vittorio Veneto? Beh, sì, la differenza c'è, a partire dal lavoro fatto e anche da come si viene gestito il tutto. Quindi una differenza tra la gestione e anche l'allenamento in sé. Hai qualcosa da dire sulla partita di ieri, sulla tua prestazione? Diciamo che è stata secondo me una buona partita per noi, anche se sotto il profilo fisico eravamo molto carenti, però questo è dovuto anche dall'inizio di una preparazione tosta, a differenza della squadra avversaria che era, mi sembra, la quarta giornata di campionato, seconda giornata di campionato, quindi penso sia stata una buona prestazione, anche se il risultato non è stato positivo, però ci rifaremo. Siamo ora con Katia Toffoli. Katia, la tua prima esperienza qui in ritiro in generale, qui, oggi a Seefeld? Allora, sono felice che Mister Fattorell mi abbia dato l'opportunità di partecipare al ritiro e, e sono felice di stare in questo gruppo molto unito che mi sta facendo crescere sia calcisticamente che mentalmente. Rientri dall'infortunio dell'anno scorso che ti ha tenuto fuori quasi tutta la stagione e sei rientrata nel finale. Che riscatto ti aspetti da te stessa? Beh, sicuramente mi impegnerò per dare il massimo di me stessa e cercare di fare il meglio possibile e far vedere quanto valgo a Mister Fattorell. Sicuramente dovrò fare ancora gavetta per cercare di conquistarmi il posto e comunque darò il massimo lo stesso. Sara Bottoli, sulla partita di ieri una cosa, hai giocato da esterno, come ti sei trovata e sicuramente avrai voglia anche di tornare in mezzo? Allora, sicuramente come nuovo ruolo penso sia un po' difficile per le mie capacità perché ovviamente ora sono un po' allenata e di conseguenza non riesco a fare avanti e indietro per la fascia, però se devo adattarmi per il bene della squadra lo farò volentieri. Come hai giocato te e in generale la squadra, come l'hai vista? Beh, diciamo che rispetto alla squadra avversaria si vedeva che eravamo molto meno allenate, però comunque abbiamo appena iniziato il ritiro, quindi avremo modo di migliorare sicuramente. L'anno scorso il debutto in Serie B con il gol al Castelvecchio, cosa ti aspetti quest'anno da te stessa? Allora, diciamo che l'anno scorso sono riuscita a trovare spazio nonostante non avessi fatto comunque la preparazione per impegni personali. Quest'anno cercherò di impegnarmi e dare il massimo sperando di riuscire a ritagliarmi un piccolo spazio anch'io durante il gioco. Michela, secondo la giornata di ritiro, in questa mattinata di lavoro di tutta la squadra, come sei trovata? Ma c'è tanto da lavorare e sicuramente stanno facendo un buon lavoro sia il mister, sia lo staff, sia noi ragazze. Purtroppo io oggi ho dovuto fermarmi durante l'allenamento perché ho avuto un piccolo affaticamento, però sicuramente domani mi metterò a posto e sarò in campo di nuovo. Quest'anno c'è da giocarsela perché siete in tantissime, cosa ti aspetti da te stessa? Ma sicuramente siamo in tante, siamo buone. Sono tante di nuove, tante giovani, quindi sicuramente darò il meglio di me per comunque sperare di almeno fare l'esordio in Serie A perché per me sarebbe un'emozione e soprattutto un grande desiderio. Elisabetta Rossi, anche te carichi di lavoro importanti. Sì, questo è il secondo giorno di preparazione, siamo qua in Austria e la fatica si sente soprattutto a livello di gambe e fiato. Infatti durante le corse sono andata un po'... Un po' leggermente più piano degli altri. sì. È il primo ritiro anche per te? Diciamo che l'anno scorso ho fatto un po' un ritiro con l'Under, un po' con la prima squadra, però questo è il primo anno ufficiale con la prima squadra, diciamo.
Alice Casagrande, in questo momento di ritiro, in questa seconda giornata, il mister sta lavorando molto sulla difesa, abbiamo visto. Sì, stiamo provando questo nuovo modulo che vuole provare il mister, diciamo che è abbastanza nuovo per me soprattutto, qualcuno magari l'aveva già provato, però sì, mettendo i due fattori, uno che ci conosciamo poco e l'altro che abbiamo appena iniziato, sì, con gli allenamenti abbiamo un po' di carico, insomma, pian piano inizieremo a carburare anche questa, insomma. Il tuo momento? Come stai? Oggi ho sentito un po' il lavoro ancora di martedì e anche ieri. Pian piano spero di sciogliermi un attimo. Comunque oggi è andata. Oggi pomeriggio si ritorna. Sì, spero che il mister abbia un po' di pietà, però vabbè dai, i primi giorni ci sta anche il carico.